Il Mose è tornato a proteggere la laguna di Venezia dall'alta marea. Le paratoie si sono alzate all'alba in vista del picco di 130 cm sul medio mare previsto per metà mattina. Alle 10.30 i mareografi della diga del Lido hanno segnato 138 cm, ma in città, alla Punta della Salute, il livello è rimasto attorno ai 70. Non è ancora finita però. La marea rimarrà sostenuta anche i prossimi giorni, con altri picchi che rendono probabili ulteriori attivazioni del Mose. Piazza San Marco, seppur sferzata da un vento fortissimo, non si è allagata neanche stavolta. Siamo nel bel mezzo di una tormenta più di vento che di pioggia. La neve qui non si è vista, o meglio c'è stata una lieve spruzzata che ha interessato l'entroterra veneziano nelle prime ore della mattina, che si è già dissolta. A Venezia invece, come vedete, il tempo è questo, una lieve pioggia, ma soprattutto un vento fortissimo. La neve non è ancora caduta, ma potrebbe farlo presto. La centrale operativa della Polizia Locale e la Protezione Civile, viste le previsioni di un prossimo abbassamento delle temperature, hanno attivato il piano neve. Gli spargisale interverranno su rotatorie, cavalcavia e sottopassi della viabilità carrabile della terraferma e nelle aree di Piazzale Roma e del Tronchetto. Nel piano di informazione Occhio che Nevega predisposto dal Comune di Venezia sono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve ed il gelo.